amici. Stefano Trevisanello, ho anticipato tutto anche provocandoti un po', con la scusa che ci sono meno soldi, ci sono meno squadre di calcio e c'è anche meno spazio per gli allenatori. Buonasera a tutti intanto, Buonasera, ben trovato Giorgio. grazie Stefano. Sì, ho sentito dire che ci sono meno soldi, ma è un discorso che è vecchio, è già da parecchi anni che lo fanno e quindi siamo un po' abituati. Beh, ma quest'anno davvero sparisce una categoria, sparisce la vecchia C2 e la Lega Pro Seconda Divisione, insomma, cioè quest'anno è l'ultimo anno che c'è, quindi davvero spariscono, tu pensa c'hanno 90 squadre, 30 ne spariranno quest'anno, Si insomma. ritorna, si ritorna un po' all'antico. 30 anni fa era così, c'erano 3 gironi di C, uno di B e uno di A. Poi gli altri erano semiprofessionisti, si chiamava la quarta serie, quindi siamo tornati come prima. Ecco, Però speriamo che ci sia più qualità in questo modo, ma non sono molto convinto. beh, guarda Stefano, ne abbiamo parlato che nelle puntate precedenti, in Serie A e Serie B vedi il Genoa, vedi il Palermo, in C il Vicenza, hanno preso tutti allenatori che sono stati giocatori come piace a te, non hanno mai avuto la possibilità di avere una panchina importante. Liverani inizia ad allenare al Genoa in Serie A, Gattuso in una piazza difficile come quella di Palermo, Lopez a Vicenza. Dunque, come tu richiedi spesso nelle nostre trasmissioni, è un po' come ci si è accontentato, insomma, i presidenti prendono ex giocatori. Però anche lì, Ma anche lì i tuoi compagni, Stefano, i tuoi colleghi, hanno contestato anche questo, perché hanno detto sì, prendono gli ex giocatori, però non prendono quelli che hanno fatto la gavetta e quindi non va mai bene nulla. sai, ognuno ha il suo pensiero. Io dico che alla pari preferisco sempre anch'io che prendano degli ex giocatori, anche perché per fare il medico uno studia medicina, poi fa un po' di sala operatoria e poi comincia a fare il chirurgo. Capito? Invece spesso è successo nel calcio degli ultimi anni che hanno messo delle fattucchiere a fare gli allenatori, gente che non aveva fatto né studi né sala operatoria, hai capito? Quindi questo non mi era molto piaciuto. Ben venga Gattuso e Riverani piuttosto che altri che preferisco non nominare. Sì, sì, Lopez e tanti altri che poi non sono, mi sono venuti in mente i primi tre, ma ce ne sono degli altri anche in Lega Pro. No, no, ma il concetto è che poi tanti colleghi tuoi allenatori hanno detto, ecco, hanno preso dei nuovi allenatori che non hanno nemmeno il patentino, non hanno mai allenato. E allora la critica è venuta ugualmente. Ma perché confermano quello che io ho detto spesso nelle tue trasmissioni, che noi essendoci dei parametri per misurare la bravura di un allenatore e anche a volte di un calciatore, spesso si trova lavoro per conoscenza, amicizia o parentela. E quindi a volte chi ha meno esperienza scavalca chi ha più esperienza. Certo, certo, è così. Va bene, tralasciando un attimo le panchine, non so se hai seguito il calciomercato sia delle squadre Io maggiori, ne abbiamo... non sono un amante, non Vabbè, sono ma amante poi, del calciomercato, però anche quando... alla fine quando prendi un certo. giocatori importanti, vedi Tevez e la Juve, vedi No, 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 Higuain no. il Ho Napoli, seguito un cioè... po' perché mio figlio la mattina apre Sport Italia e quando mi alzo vedo che sta seguendo e quindi a volte butto l'occhio. Ecco, Qualcosina ho ti sei visto. fatto un'idea di questo calciomercato che non finisce qui perché ricordiamo rimarrà aperto fino a fine agosto. Ma difatti mi sembra sempre che non sia ancora, sembra ancora da cominciare a volte, perché sento il tuo collega Pedulà, che tra parentesi è anche bravo, ma è uno che sa tutto, spara tutti i giorni. E quando lo sento mi viene in mente un nostro amico, il quale volevamo tutti e due molto bene, un certo Piero Agradi, che a volte mi trovavo nel suo ufficio perché gli portavo delle relazioni perché andavo in giro la domenica
a vedere i giocatori, e quando telefonava qualcuno che per chiedergli su che tracce era, mi diceva tutto il contrario, capito? Io che andavo a vederli sapevo quali giocatori stava seguendo, mentre i giornalisti diceva il contrario, quindi anche Pedulà qualche cantonata la prende, Ma quindi è sì, per dai, questo che non poi seguo. devi tenere presente Stefano che Pedulà, come tutti i colleghi che fanno questo Eh, lavoro, devono anche pompare delle notizie che non sono vere, devono mettere, se tu, perché devi pompare? Perché se devi tu pompare? ricordi Mosca sparava tante di quelle fregnacce, faceva il pendolino di chi arrivava o no e poi non arrivava mai nessuno. Ma difatti mi faceva, scusa il termine, sbudellare da ridere come giornalista sportivo, lascia stare. No, 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 sono d'accordo, però dicevo televisivamente, sai, anche Pedulà, come anche qualcuno di Sky, non solo Pedulà, qualche Certo, nome in certo. mezzo ai nomi di spara a casaccio, poi qualcuno lo indovina, insomma, eh. Vabbè, anche se giochi all'otto, un ambo prima o dopo lo becchi. No, no, ma sono d'accordo con te, no, non ti sto contraddicendo, anzi, sono No, no, perfettamente a d'accordo parte con gli te. scherzi, a parte gli scherzi, come hai detto tu, ci sono pochi soldi. E secondo me, non so, il discorso degli stranieri, quando qualcuno muove i soldi poi non rientrano più. Cioè, questo è il mio concetto. Una volta la Juve andava a prendere Vialli e muoveva 1,5 miliardi dell'epoca, che erano dei soldoni come quelli che muovono adesso, e poi la Sampdoria girava quel 1,5 miliardi in altri club italiani. Invece adesso mi dà l'impressione che vendano un giocatore per una cifra importante e poi li riportano non in case italiane ma in case straniere. Sì, sì, il Quindi i calcio, soldi, prego, prego Stefano. sì, sì, no, 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 avevo finito. No, voglio dire, il calcio sta cambiando anche gli interessi per le categorie, la Serie A ancora vivacchia decentemente, la B vedi che inizia a essere un bagno di sangue. Sì, sì, no, ma io non Tu pensa, discuto. Stefano, per fare un discorso sulla Serie B, per fare una chiacchierata con te che ne abbiamo parlato tutto l'anno, il Padova vende la società, il fatto stesso che tu quando vieni o vai in qualche parte e vai a dire ho venduto, la debita conseguenza è che hai anche incassato dei soldi. Bene, tu pensi il paradosso, il Padova ha venduto il Padova, cioè Cestaro ha venduto il Padova e ha dovuto dare anche soldi per venderlo. È come dire io vendo una macchina e devo anche pagare chi l'acquista, cioè è incredibile, però il calcio è a questi livelli. Pur di disfarsene di una società, Marcello Cestaro sborserà alla fine di questo gioco 10, ti ripeto, 10 milioni di euro per vendere il Padova e non è una cosa da sottovalutare e lo può fare. E in questo sistema lui ha venduto la società per andare dai vicini cugini del Vicenza che non hanno la stessa possibilità economica di Cestaro e avendo la società abbastanza indebitata non riescono a venderla, a regalarla, scusa. Certo, no, ma preso atto di questo, vuol dire che, come l'hai chiamato tu, il sistema è ormai alla canna del gas, alla fine. Allora, cosa dobbiamo fare tutti quanti, mi metto anch'io, che anche se non sono più allenatore, per ricominciare e farlo migliorare? Tanto entra, tanto deve uscire. Tu non puoi Hai prendere il capito? vantaggiato di turno e dargli 1 milione abbondanti di euro di ingaggio lordi all'anno. Tu li devi Ma dare. difatti quello che dico io, se io faccio un paradosso e il Napoli vende uno a 60 milioni di euro, è obbligato per le leggi di mercato a prendere un altro a 59, perché sennò la piazza gli va contro. E invece sarebbe giusto prendere 5 giocatori, hai capito, uno da 20 e 4 Ma da guarda, 10. guarda che il Napoli ha fatto, mica ha fatto, il Hai Napoli capito? ha preso 120 milioni di euro dal mercato, Eh, 120, e ha preso Higuain, eh. dicono 40, non è vero, sono 34, 33 milioni di euro, e ne ha ancora una novantina in cassa, dunque il buon De Laurentiis ha fatto un'operazione di mercato No, all'inizio aveva intelligente. detto che
No, avevo sbagliato io, avevo capito che all'inizio spendevano gli stessi per No, no, Higuain no, che no, no. prendevano per Cavani. Ha speso un terzo di Mm. meno e ha fatto un'operazione straordinaria. Per farti un'idea, lo stesso ragionamento tuo l'ha fatto la Fiorentina, che poi parleremo con un tifoso storico della squadra viola, che lui ha venduto, Dalla Valle ha venduto Jovetic per 30 milioni di euro, ha preso 3-4 giocatori spendendo a metà soldi, cioè l'intelligenza dei presidenti, o forse come dicevi tu, la mancanza di denaro liquido, comporta ad arrivare a questo limite. Guarda, il presidente dell'Inter sta trattando la cessione della società, cioè per fortuna che ben venga questa situazione qui. Comunque anche lui se l'ha fatto tardi, perché adesso ho letto che parlano di 300 milioni di euro. Non penso sia i soldi che ha tirato fuori in tutti questi anni. No, guarda, è uscito sul Corriere della Sera, non so se hai avuto l'occasione di leggere la settimana scorsa, No, che no. tra Berlusconi e Moratti dell'Inter, in tutti e due hanno perso o investito, chiama come vuoi, io dico persi, 6 miliardi di euro. Ma di fatti era la Sai cifra cosa che sono io 6 miliardi pensavo. di euro? 12 mila miliardi delle vecchie 10 lire. mila miliardi di vecchie lire. Ecco, loro hanno perso o investito, chiamateli come volete, Inter e Milan assieme, 6 miliardi di euro, dunque è Comunque, una follia. visto che mi dai l'opportunità, secondo me ogni tanto esce che le squadre dovrebbero puntare di più sui giovani che producono da loro vivaio. Anche questo non cominciano mai, o se lo fanno in apparenza e basta e mai nel concreto. Ti risulta? Sì, sì, no, è vero che questo, però è che fatica, Stefano, Niente, volevo chiederti, tu e la tua famiglia, dal papà tuo fratello, siete stati tutti degli ottimi giocatori, è fatica a trovare giocatori che riescono a scalare e andare in Serie A. Sì, trovi quello bravino che va in C2, C1, Serie ho D, capito, ma che però vanno in se noi Serie A citiamo, sono pochetti, ma quando non c'erano 200.000 stranieri si giocava in Serie A lo stesso o no in Sì, Italia? ma c'erano meno squadre, Stefano, molte meno Come squadre. c'è? C'erano meno squadre. La Serie A quando giocava c'erano Eh, 16 o 18 squadre, sì, va bene. la Serie B 18 e la C aveva, come hai detto te, Benissimo, tre benissimo. gironi, aveva Allora tre gironi. benissimo. Però questo vuol dire 4 squadre in più, 100 giocatori in più. Allora ci dovrebbe essere 100 stranieri in più, ce ne sono 500 in più. Sì, sì, Capito? ma la Ma io non ce proporzione è l'ho con questa. gli stranieri. Io dico che bisognerebbe insistere più con i nostri, far crescere i nostri. Ti chiedo una cosa, di verificare. Ho sentito dire che da quest'anno la federazione dà dei soldi alle società che prendono degli allenatori professionisti patentati per il settore giovanile. Questo è un buon segnale, ma non doveva muoversi la federazione e dare dei soldi alle società per prendere gli allenatori più qualificati. Dovevano farlo da subito le società, hai capito? Certo, Invece certo. di non investire, di dare rimborsi spesi, anche le società professionistiche prendere degli allenatori e dei rimborsi spesi, dovevano prendere gli allenatori di qualità. Certo, Dare la certo. possibilità, per esempio, a Gattuso, invece di partire, come dicevi tu, dalla prima squadra, fargli fare la primavera agli allievi e magari pagarlo un po' meglio di quelli che avevano e pagavano prima. Certo, certo. Vabbè, abbiamo fatto una bella chiacchierata, Stefano, mi ha fatto molto piacere sentirti, salutami molto la Monica, noi ci rivedremo alla ripresa dei campionati. Aspettiamo di vedere questo palo e poi vengo ben volentieri a Vabbè, tanto lo vedrai tra dirti poco, le mie impressioni. il 7 di agosto giocherà l'amichevole con la squadra di Del Piero, quindi c'è già un motivo per andare a Lugano a vedere il Padova. Grazie a Stefano Trevisanello, grazie Stefano. Grazie, buonasera a tutti.